Oggi apriamo questo spazio parlando di un giovane talento, uno scrittore. Lui si chiama Sasha Persello e ha scritto recentemente questo libro che sta avendo già un grande successo. Uscirà tra pochissimo, il 22 settembre, ma ha già avuto un'anteprima veramente molto importante. Si chiama Tutto il resto è noi. Vi leggo alcune righe riguardo a questo libro. Mi chiamo Sasha, ho 20 anni, non sono uno scrittore né tantomeno un personaggio famoso, ma ho una storia da raccontare. Si apre dunque con questa frase, questo libro molto intenso che parla di emozioni. Di che cosa parla questo libro, Sasha? Beh, fondamentalmente il discorso è tutto il resto è noi, come titolo non vuole, evidenziare una sola persona, quindi io, un'altra persona, ma proprio vuole rappresentare tutto l'insieme di cui, tutta la sostanza di cui è composta, insomma, un individuo. Quindi tutte le emozioni, le sensazioni, che alla fine è ciò che ci compone, fondamentalmente. C'è stato un momento in cui tu hai deciso proprio di scrivere questo libro che parla di te e della tua storia. Mi hai detto che lo hai scritto veramente in 3 giorni, in tre giorni di grande rabbia, forse di grande emozione, di grande intensità. Che cosa ti ha spinto a scrivere questa storia? Beh, in realtà è una storia abbastanza divertente. Io ero dal mio psicanalista e che alla prima seduta mi fa: perché non mi scrivi una biografia su di te? Così ti conosco un pochettino, così la prossima volta ne parliamo meglio. E io i primi 2 giorni non ho fatto niente, il terzo di punto in bianco la mattina mi sono messo sul computer e ho iniziato a scrivere. E non è che ho iniziato scrivendo ciao, mi chiamo Sasha, eccetera, eccetera. Ho proprio iniziato a buttare giù, diciamo, tutto quello che sentivo, tutto quello che mi pesava, e in 3 giorni ne è uscita fuori un attimino una cosa di 60.000 parole. Che cos'è questa copertina? Allora, io quando ho parlato con la redazione ho chiesto: mettetemi per favore all'interno il colore rosso, viola e blu, perché per me rappresentano insieme la rabbia, il sentimento, l'amore, l'odio, però anche un attimino la calma, la redenzione, e insomma sentimenti che per me sono molto forti. E quindi volevo un attimino rappresentare nella copertina queste sensazioni qua, che poi ho messo per scritto nel libro. Ti è servito scrivere questo libro e se sì, a cosa? Beh, in primis a me stesso è servito molto, un attimo, perché dopo averlo finito mi sentivo libero, però allo stesso tempo anche vuoto, perché tutto quello che mi componeva, quindi anche le sensazioni e le cose che ho passato, era come se ne fossero un attimino andate e mi lasciavano questa sensazione di sì, leggerezza, però un attimino anche di vuoto, e ho bisogno di nuovo di colmare quel vuoto e probabilmente rimetterlo anche in un altro libro futuro. Nel libro ci sono anche chiari riferimenti alla tua famiglia. Come hanno preso alcuni membri della tua famiglia la scrittura di questo libro? Beh, mia madre intanto è stata la prima ad accompagnarmi in questa cosa, perché appunto appena avevo finito di scrivere questa mia biografia per lo psichiatra, ho detto: ma che faccio? Cioè, è un po' troppo lunga, poi insomma è anche di una certa età, non credo si metta a leggere 60.000 parole. Mi fa: prova a pubblicarlo. Io non avrei mai pensato di pubblicare un libro in vita mia, mai. Però alla fine l'ho fatto e mia madre è stata molto molto contenta e fiera, e per me la cosa più importante è un attimino che mia madre sia contenta di quello che faccio. E mio padre l'ha scoperto prima del dovuto, nel senso che gliel'avrei detto quando sarebbe uscito, però è entrato in un bar, mi ha chiamato un giorno e mi ha detto che è entrato in questo bar e già dei suoi amici ne stavano parlando, e lui è rimasto un attimino con gli occhi spalancati e ha detto: io non sapevo niente. Tutto qua. È rimasto un po' stupito, ha detto non vede l'ora di leggerlo, anche se secondo me non sarà contento di farlo, però va bene. È stato un modo anche per parlare con lui? Questo l'ho già fatto in passato, dal libro io non so se capterà qualcosa, non so se ne vorrà parlare, abbiamo un rapporto un po' particolare, più di amicizia, mettiamola così, quindi probabilmente spero che lui scatenerà certe reazioni, e io almeno sarò contento di avergli fatto presente certe cose che magari non ho avuto mai il coraggio di dirgli, ed è che questo è il punto
del libro, un attimino, io ho messo tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire ad alta voce. Quali sono i messaggi che tu vuoi comunicare e hai voluto comunicare con il tuo libro? Allora, io quando l'ho scritto principalmente l'ho fatto per i ragazzi, diciamo, un attimino della mia età, anche un po' più piccoli, però come ho detto anche in precedenza, può tranquillamente leggerlo un adulto, un attimino anche per ritornare bambino, tra virgolette, perché il discorso un attimino su cui si basa tutto il libro sono proprio le emozioni e le sensazioni che secondo me durante soprattutto il periodo di pandemia, siamo stati in lockdown, tanti ragazzi hanno perso, dato che siamo sempre dietro comunque a sta tecnologia che per quanto è utile, è utilissima, dall'altra parte ci fa perdere un attimino il senso di quello che siamo veramente, quindi ci fa perdere un attimino le emozioni e tutto quello di cui siamo composti.